Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di quelli titoli a chiappa click, no? Quelli che basta che metti 3 giorni buio o terra piatta e la gente lo clicca, ma lo clicca perché si è dimenticato che una volta se uno diceva che la terra era rotonda, se nel 1100 uno andava in piazza e diceva la terra è rotonda, c'era qualcuno che diceva ehi Gigi, chiama il sacerdote, accendevano il fuocherello e la terra diventava di nuovo piatta per tutti. Boh, poi dopo questi qui hanno cominciato a dire che ci saranno i 3 giorni di buio, no, e col fuocherello che accendevano per dire che la terra era piatta, si illuminavano tutti. Ma a parte le battute, il vostro Maledetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di De Garda Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, se volete scaricare ebook gratuiti potete farlo nel sito capitano.alterviste.org, qui sotto ci sono i link, eventualmente ci sono anche dei prodotti a pagamento nelle shop, no? Quindi siete tutti invitati. E vi ricordo già che ci siete che il lunedì sera alle 21:30 le gare a fare sibille interattive gratuite, al mercoledì c'è sempre Marietta Veneziano con il De Garda alle 21 e al venerdì 21:30 il De Garda per le sibille interattive. Bene, parliamo un po' di questa terra piatta. Quando non si sa più inventare qualcosa di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio, no? E la New Age è una specialista in questa direzione qui, no? Quando ogni tanto la gente, c'è un nuovo baby boom, un nuovo ondata di anime nuove, fresche, perché quelle antiche certe cose le hanno già nel subconscio, capita spesso che si ritira fuori dal cilindro una vecchia trovata, no? Una volta tutti sapevano che la terra era piatta, uno si alzava la mattina, diceva ho sognato, magari in un viaggio astrale, che la terra era rotonda, si chiamava il vescovo di turno, una bella santa inquisizione e la terra ritornava piatta per tutti. Un piccolo zuffanè e si accendeva e via, no? Oggigiorno invece che dopo varie rivoluzioni industriali, rivoluzioni mentali, si è arrivati al punto di riuscire a capire che la terra è rotonda, no, perché le persone hanno fatto viaggi astrali, poi sono usciti nel cosmo, i russi con i loro missili e quant'altro. Ci si è reso conto che la Terra non era piatta, ma era diventata rotonda, ma ultimamente sta diventando di moda di nuovo a dire che la Terra era piatta, solo che questa volta qui non si brucia più niente, no? Gli si lascia parlare. E poi quando questa news, no? Questa news che fra 20 anni sarà di nuovo ritirata fuori, finisce, arrivano i 3 giorni di buio e iniziano le varie Madonnine, no? La Madonnina nera, la Madonnina bianca, la Madonnina juventina, insomma, le varie Madonne che, come si dice, perché Dio aveva bisogno di una madre e quindi chiaramente ci siamo attaccati a Minerva e poi alle varie allucinazioni di massa e visioni visione. Quindi noi siamo in questo, come si dice, in questo pendolo, no? In questa vibrazione, no? Un po' di terra piatta oggi, quando il piatto è stracolmo e la gente non riesce più a mangiare, andiamo di 3 giorni di buio e la gente, no, incomincia a fare discorsi complottisti, destra e sinistra. La realtà com'è? La realtà è che chiunque abbia fatto un viaggio astrale conscio sa benissimo che la Terra è rotonda, no? Io vi ho già detto una volta che sono uscito a 15 anni dal corpo, sono andato sulla Luna vi ho già spiegato che è abitata, ci son sotto campi di concentramento, ed è abitata da più o meno 300 anni, proprio perché i Sarmadi sono avanti 300 anni e loro viaggiando in futuro tramite operazioni magiche hanno delle informazioni che noi ce le sogniamo e le vedremo fra 300 anni, cioè quelle che si rincarneranno e non saranno presi da loro o quelle che non andranno al passo astrale. Quindi la Terra, secondo il Marietto, è bella rotonda, no? I 3 giorni di buio ci saranno solamente se non pagate la bolletta, no? Fra un po', no, il 2020 avete visto che è stato un anno buio per molti e non c'era bisogno di 3 giorni di buio per il Padre Eterno, no? Il 2021 sarà un anno ancora impegnativo fino al 2029, quindi non perdete tempo a cercare di vedere se la terra era piatta perché nel vostro borsellino non entrano più soldi, nel senso che non ci guadagnate niente e neanche aspettare i 3 giorni di buio che non arriveranno mai.
che 3 giorni bui sono arrivati ai libici e siriani che gli avevano giù bombe da 1 tonnellata di tritolo, ma a quelle persone che per il momento in Occidente hanno ancora la pace, tra virgolette, "materiale", direi che questi problemi non dovrebbero arrivare. Piuttosto dovreste, in un certo senso, attivare tutti i circuiti propiziatori e, tra virgolette, "riti propiziatori". I circuiti non son tanto propiziatori, ma almeno, diciamo così, alleviano i dolori sia sentimentali che lavorativi e il vostro marietto in questi giorni ha, si può dire, messo in pista con Hildegarda questo circuito, che non c'entra niente con la terra piatta, perché non avete bisogno di terre piatte e di nuveggiate. Questo circuito ho già fatto anche una live che spiega come poterlo utilizzare e quindi chiaramente chi non sa ancora che cos'è, potete chiederlo a Hildegarda Marietto Veneziano, in un consulto chiaramente a pagamento, oppure andate a vedere le vostre, cioè le mie, pillole o quelle de Hildegarda dove spieghiamo come utilizzare. Bene cari amici, ho fatto questo video proprio per rispondere, la gente mi dice: "Ma Marietto, tu cosa pensi della terra piatta? Cosa pensi dei 3 giorni?" No, e il Marietto risponde sempre: "Quando non si sa cosa inventare di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio." E la New Age, no, è un filo conduttore perfetto, fa miracoli in queste cose qua, no? Quindi non perdete tempo in queste cose qua, no, che non servono proprio a un belin, non servono a niente, discussioni, perché avevo visto alcuni social, mi hanno raccontato guerre infiniti di terre piatte, cioè vogliono portare l'umanità al 1100 quando addirittura le donne per certe chiese di Stato non avevano neanche l'anima, no? Quindi non dobbiamo fare i gamberi e andare indietro, ma cercare sempre di, andare avanti e via dicendo. Bene, cari amici, grazie di aver ascoltato vostro marietto, quindi lasciate stare terre piatte, non chiedetemi di terre piatte, che giorni di buio, che sono solamente titoli acchiappaclic, ma che alla fine non hanno sostanza. Cari amici, grazie, alla prossima, mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al Legare Marietto Veneziano, noi siamo qui per questo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.